È sempre difficile. Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, partenza disastrosa, siamo penultimi, veramente qualificazioni obbrobriose e raga vi prego, aiutatemi con la partenza perché non so proprio non si riesce. Quindi io cerco di mollare nel minor tempo possibile la frizione, ma posso cagare i morti. A fare qualcosa, recuperare, anche se qua gli obiettivi di scuderia vanno a farsi fottere. Una rimonta che le mancano, anche il tracciato che ha. Dai, lasciate il motore, cazzo, ho aumentato le prestazioni di non so quanto, dai, anche vedo un miglioramento. Dai, un computer al 16° posto. Mamma mia. No, che siamo già messi bene, dai che non siamo partiti male, Ok, Motorno Flakes adesso da superare. No, attention please, attention. Una gara sembra che vadano più veloci in qualifica, in una gara sembrano che vadano più veloci in gara. Si capisce neanche, non si capisce. Attenzione, guarda come c'è McChicken. Dai, cavolo, dai. Ok, c'è anche la mitica Rosy, c'è Rosy Wind. Allora, come stiamo andando bene adesso, stiamo andando abbastanza bene. Dobbiamo arrivare almeno decimi per l'obiettivo scuderia che in qualifica non l'ho centrato, almeno centrarlo in gara. La moto la sento meglio di quelle cose. O devo fare degli assetti diversi tra gare e qualificazioni. Adesso ho fatto un assetto di quelli guidati praticamente. Tutto sulla velocità. C'è la Binder, c'è Rosy Binder e Rodrigo Borgia. Abbiamo anche recuperato bene, si vede che la moto con gli sviluppi sono migliorata, se non sei mai arrivato a questa posizione. No, nessuno è scappato davanti, questo è un buon segno. Forse ho beccato la gara dove vanno un pochettino più lenti. Ciao Rosy, sconfitta la Binder. C'è Rodrigo Borgia e Luciano Vietto. Dal calcio è passato alle moto. Dai, spingi porcone. Prova la staccatona della vita che non riesce. E Rodrigo Borgia mantiene la posizione, molto bravo qui Borgia. Bell'uomo Borgia. Una posizione da come siamo partiti esattamente, però è chiaro che c'è un po' di malinconia per non aver fatto sicuramente una bella qualificazione, tutt'altro. Giro record di Cabare, fastest di Cabare, ma non sono lontano. Dai però. Mamma mia, scodatissima e si butta la Rosy. Mamma mia che rischio. Aspetta che se non miglioro le partenze sarà difficile vincere il titolo mondiale, attenzione a Rosy. Lotta per la nona piazza. Devo trovare veramente il ritmo, porca miseria. Non
portato a un quarto posto ad Austin. Final lap come indiano, come sempre, un po' così in quest'ultimo periodo. Mamma mia, qua rischio grosso. Mamma mia, ho proprio un chiodato per non andare a muro, per non andare sui campi. Ma non ho posto, va bene la scuderia, io devo cercare di arrivare decimo nel campionato piloti, che è questo l'obiettivo. Come primo anno devo accontentarmi, raga. Non sono più i fatti di tempo purtroppo. Questa è la triste e dura realtà. Ok, decimo posto, dice ancora la Lanzarelli, complimenti a lei. Va bene che non ho posto, da come siamo partiti è stata una bella rimonta. Parco chiuso comincia a popolarsi. I protagonisti della gara. Nel mondiale siamo nonni, va bene così. Raga, grandissima pole position in casa col tracciato bagnato, Mafioi la partenza, è il tallone d'Achille nostro, se la sbagliamo rischiamo di perdere 30 posizioni. E niente da fare. Ma perché? Bello. 20 posizioni perse in un secondo. Spettacoloso, spettacoloso, spettacolare, spettacolante, mettiamola come volete, ma lei è un disastrum. Che schifo. Dai, almeno in top 10, Fiori, cioè, 30 posizioni praticamente perse in un rettilineo. Che bello. Raga, aiutatemi voi, spiegatemi come devo fare per partire in automatico, che manuale lasciamo perdere proprio. Spiegatemelo voi, raga, per piacere. Tanto sono fuori dalla top 10. Incredibile, pazzesco. Sono parole per descrivere lo schifo. Faccio una grandissima pole, vanifico tutto per una partenza inadeguata, inaccettabile, inqualificata. Tutto regolare. Però neanche la top 10 è ridicolo, sinceramente. Bisogna recuperare in qualche modo, non so come, ma bisogna recuperare. Tanto augura di buon Natale. Abbiamo Gaston Ramirez, che dal calcio è passato alle moto, un po' come Luciano Vietti, o Luciano Vietto. Riesci poi a recuperare sugli altri, bello. Tanto il sondaggista va in pole, cioè prende il fast lap, scusate. Computer supera Shevchenko. Dai ragazzi, dai, almeno decimo, che se veramente lo sconforto è devastante, dovete aiutarmi voi perché non so come partire, non so proprio come partire. Ma no, non prendiamo mica al decimo posto, Dobbiamo sperare di trovare gare bagnate a sto punto. Andiamo meglio sicuramente sul bagnato, non so il perché, ma probabilmente vanno più lenti loro. Crisi. 30 posizioni perse in un rettilineo. Mi sembra alquanto curiosa la cosa. Ma perché non riesco a prendere quelli almeno, Dio Cristo! Stiamo guidando no male di più. Come vanificare un'altra dopo Austin, che però almeno siamo arrivati quarti là.
qua invece 14esimi, veramente supplizio. Guarda, dai, superatemi anche voi, tanto. Niente da fare, raga. Prestazione vera... Madonna, per guardare la mappa, ciao. Vediamo con quanto più lenti giriamo del primo, beh. Inconcepibile, è cambiato tutto rispetto alla qualifica, va bene. Io questo gioco non lo capisco, però cioè, mi fa salire nervoso, quanto mi mancano i vecchi MotoGP senza rotture di coglione, era sempre quello, ma che si può. No, la gara è così, una gara è così, addirittura cambia da sessione a sessione, cioè non so, cazzo cosa fare. Poi viene fuori proprio il veneziano che in me. Ma no, non li riprendiamo più. Tutto è andato veramente malissimo. Ok. Nulla da fare. Quattordicesimo posto, no, amaro di più, ma spesso non imparo le partenze, cioè non ne vincerò una di gara. Questo è abbastanza scontato. E c'è anche la caduta. Mentre i piloti completano Pazzesco, guarda, ritiro perché quando cade è giusto ritirarsi. della gara Moto 3. Bello. Sprofondiamo 12esimi. Sicuramente non è il risultato che si sarebbe aspettato dalla gara di oggi. Brutto ritiro, veramente, brutto. Vabbè, tutti i team più scarsi, quindi direi di rimanere qua. Per fare 60, vabbè. Raga, sotto il comandante veneziano vi prego un commento su come partire perché mi sto già incazzando e la cosa non è positiva. Ciao!